con Telesi che si muove a metà campo, lancio lungo su Janko tutto solo dalla parte opposta del campo, vede molto bene Gasparini e finalmente Gasparini al terzo tentativo. Gasparini trova il gol con il pallone scodellato da parte di Scevola, è un buon momento per il Vittorio Veneto e c'è il gol! E c'è il gol del pareggio per il Vittorio Veneto. Verso la porta, attenzione a questa palla che rimane lì, c'è il calcio di rigore. C'è il calcio di rigore fischiato dal tecnico Gabrieli di Este, che non vuol sentir scuse da parte dei giocatori del Vittorio Veneto, gli sta tenendo a distanza. Vediamo se sarà lui a battere, sì, figuriamoci se Janko lascia perdere questa occasione. E in effetti giustamente è lui il rigorista, insomma, della squadra. E quindi Janko che ha avuto un buffetto da parte di Gasparini in giornata di grazia. Gasparini, vediamo se sarà giornata di grazia anche per Janko, per riportare in vantaggio l'Eclisse Careni Pivigina. Janko contro Denadai, ecco il fischio dell'arbitro e Janko la mette dentro. Janko la mette dentro al 30° minuto del secondo tempo. Il Vittorio Veneto mette dentro questo bellissimo pallone e l'arbitro questa volta dice di no su questo fallo.